oltre 42 milioni di euro, che a spanne corrispondono a 43.000 tonnellate di formaggio. A tanto ammonta l'export nostrano lattiero-caseario negli Stati Uniti, messo alle strette dai dazi imposti dagli USA, che potrebbe essere salvato con la nuova presidenza di Joe Biden. Nel mirino dei dazi statunitensi rimangono ancora i formaggi vanto della montagna vicentina, ma con l'elezione di Biden l'agroalimentare Made in Veneto si auspica vengano superati i dazi aggiuntivi che colpiscono in modo drammatico le esportazioni. Fra i prodotti più a rischio c'è il formaggio Asiago DOP, le cui esperienze americane riguardano oltre 16.000 tonnellate di Asiago pressato e 2.237 tonnellate di Asiago d'allevo. A queste si aggiungono anche 21.000 tonnellate di grana padano. Coldiretti sottolinea la necessità di avviare un dialogo costruttivo per evitare l'effetto valanga sull'economia locale, che esporta oltreoceano anche prodotti da forno e farinacei per 56 milioni di euro. E naturalmente il vino, che nel Vicentino vale in export quasi 600 milioni di euro.